Braccianti impegnati anche 12 ore al giorno per una paga di appena 30 euro, 2,5 euro all'ora. Vasta operazione della polizia contro il caporalato in varie regioni d'Italia che ha portato finora complessivamente a 10 arresti e 24 denunce. Si tratta di una seconda fase del progetto chiamato Alto Impatto Freedom, condotto dalle squadre mobili di Agrigento, Forlice, Sena, Latina, Lecce, Matera, Ragusa, Salerno, Siracusa, Taranto, Verona e Vibo Valentia, coordinate dal Servizio Centrale Operativo della Direzione Centrale Anticrimine. Nel corso dell'operazione è stata accertata l'inosservanza delle norme contributivo-previdenziali e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in alcuni casi dell'illecita attività di intermediazione tra la domanda e l'offerta compiuta dai cosiddetti caporali. In provincia di Ragusa sono stati arrestati 3 italiani, altre 9 persone sempre nel ragusano sono state deferite per il medesimo reato. In provincia di Latina sono stati arrestati 3 ulteriori italiani sempre per sfruttamento di manodopera. In questo caso i braccianti venivano costretti a vivere all'interno di container metallici in condizioni igieniche precarie. In provincia di Matera sono stati deferiti 3 soggetti e comminate sanzioni per 14.000 euro, mentre nella provincia di Agrigento sono state sospese 2 attività e comminate contravvenzioni per quasi 70.000 euro. Considerata anche la prima fase, in totale sono state controllate 867 persone, 76 aziende e 4 attività sono state sospese, sono state arrestate 10 persone e ne sono state deferite 24. I poliziotti della squadra mobile sono stati coadiuvati dai reparti prevenzione crimine e gabinetti regionali di polizia scientifica, nonché degli uffici di altre amministrazioni come gli ispettorati territoriali del lavoro.